Buonasera a tutti, stasera abbiamo su Storia Locale il professore Massimo Carlo Giannini che ha scritto questo libro sui Domenicani, un ordine religioso dei Domenicani edito da Il Mulino. Leggo dalla quarta di copertina: fondato dal castigliano Domingo de Guzmán nel contesto dei conflitti religiosi e dottrinari dei primi decenni del XIII secolo, l'ordine dei frati predicatori predicazione e l'evangelizzazione. Nel corso del Medioevo e dell'età moderna, i domenicani furono protagonisti degli studi teologici e fecero parte dei tribunali dell'Inquisizione, anche se non mancarono posizioni critiche verso il potere papale. Come mostra la parabola di Savonarola e anche poi di Giordano Bruno. Si dedicarono inoltre alle missioni in Asia, Africa e America. Fra 8 e 900 i domenicani hanno lentamente lasciato il ruolo di rigidi custodi della fede per l'attività missionaria ed educativa, senza rinunciare ai dibattiti teologici. Presente il professore Giannini, insegna storia e società dell'età moderna all'Università di Teramo, è ordinario di storia moderna. Fra i suoi libri L'oro e la tiara, la costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede, Il Mulino del 2003, poi Papacy, Religious Orders e International Politics in 16th and 17th Centuries della Vienna del 2013. Poi ha fatto anche altre cose, insegna anche alla Gregoriana e altre università della Gregoriana. Questo libro condensa la storia dei domenicani. La storia dei domenicani si divide in diversi capitoli, in 8 capitoli: San Domenico e la nascita dell'ordine, la costruzione e la diffusione dell'ordine, lo studio e la lotta all'eresia, dalla crescita alla crisi, poi ancora l'età dell'osservanza e delle profezie, l'età dei conflitti, dall'attività missionaria al tramonto dell'antico regime e la prova della modernità. Io tocchiamo qualche punto giusto per stare nella mezz'ora. Ricordiamo che qui a Piedimonte, da Life, all'epoca c'era un convento dei domenicani, quindi idealmente si lega questo libro con la storia locale. Allora, lascio la parola al professor Giannini dicendo San Domenico e la nascita dell'ordine. Affrontiamo questo primo tema, la nascita dell'ordine. Allora, partirò dal fatto che appunto, diceva giustamente, c'era un convento domenicano. In effetti da un certo momento in poi, dai secondo decennio del XIII secolo in avanti, i conventi domenicani spuntano in tutta l'Europa cristiana, un po' come accade con i conventi francescani, quindi non è strano che vi fosse un convento domenicano dove abita lei. Ma l'elemento che ho cercato di sottolineare in questo libro, che è come dire, lo sforzo di compendiare, di fare una storia di 800 anni in 200 pagine, quindi è scritta per un pubblico di non addetti ai lavori. Spero sia leggibile anche in qualche modo, diciamo, malgrado il tema non proprio divertente, anche godibile. E proprio mostrare come da questa immagine tradizionale di inquisitori, di frati, appunto, estremamente rigidi e anche persecutori, che poi la cinematografia ha ampiamente divulgato, e la televisione, diciamo appunto Il nome della rosa nelle varie versioni che sono circolate, anche se io resto affezionato, diciamo, al film di Jean-Jacques Annaud, che secondo me era carino, quello con Sean Connery. Sono rimasti, insomma, in qualche modo è rimasta loro appiccicata una etichetta. Il problema non è naturalmente smentire la veridicità di questa etichetta, perché effettivamente per un lungo periodo sono stati un ordine inquisitoriale fortemente caratterizzato dalla lotta all'eresia, ma comprendere come i domenicani siano nati e come si siano in realtà evoluti, cioè questa immagine del domenicano inquisitore appartiene a una determinata epoca storica, medievale, in parte di età moderna, ma l'ordine domenicano non nasce per quello. Quando alla fine del XII secolo questo Domingo de Guzmán viaggia per l'Europa insieme a quello che era come dire, il suo vescovo a Febes, che è il vero ideatore della volontà appunto di dotare la cristianità di una figura di predicatore in grado di Diego de Acebes, era questo vescovo con cui gira per la Francia, no? Ed è quello che ha l'intuizione
non dico di fondare un ordine, ma insomma di costituire, di formare dei religiosi in grado di controbattere la diffusione dell'eresia. Dobbiamo stare attenti che l'eresia in quell'epoca è ancora un concetto molto labile. L'eresia era eretico, era definito sin dal secondo concilio lateranense del 1179 chiunque non si adeguasse alle direttive dei vescovi. Quindi se anche, ad esempio, io o lei avessimo avuto una lite col vescovo locale per un qualunque motivo, anche più, come dire, prosaici per la proprietà di un terreno, il non sottoporci alla decisione del vescovo in una materia appunto del tutto estranea alla religione avrebbe potuto e talvolta comportò anche che il vescovo ci accusasse di eresia. Quindi l'eresia non era di tipo dottrinale, si dice in termini tecnici, ma di, diremmo, mancata ubbidienza all'autorità ecclesiastica. Ora, la Francia in quell'epoca e il nord Italia e la Germania erano attraversate da diversi movimenti, tra virgolette, ereticali. Cosa vuol dire? Movimenti borderline che talora erano appunto i famosi catari, tal'altra erano gruppi, diremmo, di fautori della povertà, i cosiddetti pauperisti, che non è una parolaccia, come spesso si pensa, ma vuol dire coloro che predicavano il ritorno alla povertà del Vangelo. Tutti questi vari gruppi che erano fra loro estremamente frammentati, non dobbiamo immaginarli come una realtà unica e coesa, come sempre le cose sono un po' più complicate di come le immaginiamo noi, avevano però al cuore una critica molto forte alle istituzioni ecclesiastiche e alle gerarchie, appunto i vescovi, i cardinali, eccetera, ai quali veniva ovviamente rimproverato un attaccamento al lusso, al denaro e al potere che nulla aveva a che fare con il messaggio evangelico. E questo vescovo, Diego de Acebes, è il primo appunto a rendersi conto che se si vuole convertire gli eretici bisogna essere anzitutto credibili, cioè non si può girare, e lo dice ad alcuni vescovi, non si può girare coperti di mantelli lussuosi su cavalcature e quant'altro, perché così naturalmente si è privi di quella che noi chiamiamo credibilità rispetto agli eretici e rispetto agli stessi fedeli. Quindi Diego de Acebes scompare dalla scena perché muore prematuramente ed è il suo braccio destro, cioè appunto questo canonico Domingo de Guzmán, che prende come dire, l'idea e poco a poco, con estrema lentezza e anche difficoltà, perché il punto è che come sempre questi nuovi gruppi, succede a Domingo de Guzmán, succederà a Francesco di Assisi, questi nuovi gruppi fatti da laici o religiosi e laici sono visti dalle autorità ecclesiastiche appunto come potenziali gruppi ereticali, no? Chi appunto come Domingo de Guzmán e Enrico de Acebes critica il lusso dei vescovi è subito ovviamente accostabile ai gruppi pauperistici o addirittura ai veri e propri gruppi ereticali catari che appunto rimproverano alle gerarchie della Chiesa Cattolica un amore per la ricchezza discordante col Vangelo. E da qui, da questa idea, nascerà i primi del XIII secolo con grande fatica e si evolverà e soprattutto come dire, Domingo de Guzmán ha la grande qualità, come dire, la grande intelligenza di capire che se non vuole finire male, cioè non vuole finire appunto dichiarato eretico, rogo e quant'altro, deve avere un potente alleato. Questo potente alleato è il papato, il Papa di Roma che, contrariamente a quel che crediamo, allora non è che comandasse sul mondo cristiano, era un'autorità, ma non aveva un particolare potere rispetto alla realtà delle terre più lontane, non aveva potere spesso neanche nella stessa città di Roma, figuriamoci in Francia, in Spagna o in Germania. Però appoggiandosi al papato, cioè vuol dire cercando un contatto diretto col Papa e ottenendo nel 1216 il riconoscimento dell'erezione di un ordine religioso dei frati predicatori, un ordine religioso, adesso poi vedremo le sue caratteristiche, si mette al riparo da qualunque scomunica o azione repressiva dei vescovi. Questo è il punto.
Naturalmente l'alleanza significa che Domingo de Guzmán si impegna, come dire, a fornire a Roma che cosa? Non un esercito, non chissà quale armata, ma delle teste pensanti, perché il suo primo punto di interesse è l'idea di formare dei religiosi che siano esperti in teologia. Perché? Mi chiederà. Per il semplice fatto che allora come dire, non c'erano i nostri mezzi di comunicazione, non discettavamo sui giornali, su Twitter, su Facebook o in mille altri modi, no? Non ero su TikTok. Ma l'unica forma di comunicazione pubblica e o di confronto pubblico fra idee erano delle sorti di dibattiti. Erano queste discussioni che avvenivano magari nella chiesa del villaggio dove il predicatore piuttosto che altri ecclesiastici discettavano sul Vangelo e sulla fede. Naturalmente questi dibattiti diventavano particolarmente forti quando le comunità erano divise tra, diciamo così, quelli che seguivano il parroco e quelli che seguivano idee o dottrine, tra virgolette, altre o definite ereticali. E ovviamente per partecipare a questi dibattiti non bastava andare a miagolare quattro cose di religione, bisognava essere in grado di conoscere la teologia, cosa che molti parroci ed ecclesiastici in quell'epoca non conoscevano. No? La profonda ignoranza del clero si sposava spesso a una grande corruzione. E quindi naturalmente ciò andava a detrimento, a tutto svantaggio della posizione della Chiesa romana. Formare quindi persone esperte di teologia che fossero in grado di controbattere le tesi degli eretici, punto uno. Punto due, persone esperte in teologia in grado anche di individuare chi fossero gli eretici, perché è il secondo elemento, no? Capire dalle idee che vengono tirate fuori se una persona è, dal punto di vista naturalmente parliamo di Domingo de Guzman, è un eretico o un bravo fedele o recuperabile, diciamo. Terzo punto e terza grande intuizione di Domingo de Guzman, comune poi a Francesco di Assisi, è quella della povertà. I frati di questo nuovo ordine dei predicatori devono essere poveri, devono girare a piedi, non devono possedere cavalcature lussuose e devono vivere chiedendo l'elemosina. Questo può sembrare tutto molto così, un po' naif e curioso, no? Ma se noi riflettiamo appunto sul discorso di prima, la credibilità che deve avere un frate predicatore presso i fedeli, predicando la povertà evangelica non si può, diremmo oggi, farlo dalla Ferrari, no? Immaginiamoci se Papa Francesco girasse su una lussuosa Lamborghini o una Ferrari testa rossa da 3 milioni di euro e facesse dei discorsi sulla povertà. Naturalmente sarebbe automaticamente incredibile nel vero senso della parola, perché ci vuole un minimo di coerenza tra l'essere e ciò che si dice. Ugualmente l'idea giusta, azzeccata, diciamo così, da un punto di vista comunicativo di Domingo de Guzmán e poi di Francesco d'Assisi è quella che i religiosi, gli uomini di fede, devono essere poveri, vivere di mendicità e rappresentare quindi un esempio di povertà evangelica. E da questo primo, come dire, questa prima esigenza poi nascerà appunto la storia a partire dal 1216 dell'ordine. Grazie, è stato esaustivo sulla nascita. Io passerei tecnicamente alla lotta all'eresia e all'Inquisizione, proprio. Vediamo come erano impegnati nella lotta all'eresia e nel Allora, il passaggio successivo, che è quello su cui lei mi ha testé chiesto, è proprio questo. Noi si pensa appunto che i domenicani cosiddetti, poi sarà un termine che viene usato molto più tardi con i domenicani, frati predicatori, come venivano chiamati allora, con il loro saio bianco e nero, fossero nati come appunto inquisitori. In realtà l'attività inquisitoriale prenderà sviluppo dopo la morte di Domingo de Guzmán. Loro nascono originariamente appunto come esperti di teologia e predicatori del Vangelo, non come braccio repressivo della Chiesa.
Accade però invece che nel momento in cui Roma decide di passare, diremmo noi, alle vie di fatto rispetto a questa eresia che serpeggiava in tutta Europa e anche nella stessa Italia, decide di mettere in piedi dei veri e propri tribunali ecclesiastici che vengono chiamati, siamo intorno agli anni 20 e 30 del 200, e Domingo de Guzmán è già morto, mettere in piedi questi tribunali detti dell'Inquisizione, il cui scopo appunto era quello di scovare e processare gli eretici, cioè coloro che manifestavano posizioni e comportamenti difformi e appunto disubbidienza rispetto all'autorità della Chiesa, e poi in caso di una serie di casi particolari di passarli, si diceva, consegnarli al braccio secolare, cioè all'autorità del locale sovrano, perché fossero giustiziati. Tra l'altro teniamo presente che la pena del rogo non è una pena introdotta dalla Chiesa, ma fu introdotta dalle costituzioni dell'imperatore Federico II di Svevia, che è passato alla storia per essere, diciamo, un sovrano, tra virgolette, liberale illuminato, ma in realtà, insomma, diciamo, come sempre nella storia, non sempre l'immagine corrisponde alla realtà, perché dobbiamo dire le cose chiaramente. E quindi chi è chiamato a far parte di questi tribunali inquisitoriali? Chi è esperto di teologia? E sono i frati domenicani e poi i frati francescani. Sono i due ordini da cui vengono tratti i giudici di questi tribunali della fede. Giudici che hanno inizialmente, tra l'altro per alcuni decenni, una vita abbastanza difficile, perché come dire, il loro compito di scovare, cioè trovare, riconoscere e processare i cosiddetti eretici non è dei più semplici. Noi immaginiamo appunto tutto il cinema, no? Per cui questi che girano con armati, eserciti, cose. In realtà talvolta avevano delle scorte armate, ma tal'altra no. Infatti diversi ci lasciarono le penne perché giustamente gli eretici o presunti tali, perché poi molte accuse erano anche strumentali, come dire, se saltava loro la mosca al naso non ci mettevano né uno né due a infilzare questi frati, quindi in alcuni casi hanno fatto anche una brutta fine. Qui non è naturalmente il caso di dire che per questo erano buoni o cattivi, ne stiamo ragionando da studiosi di storia. Il passaggio però è molto importante perché poco a poco i domenicani vengono assunti nella penisola italiana, in parte in Germania, in parte nella penisola iberica, come appunto giudici inquisitoriali, quindi con un compito molto ben preciso e che non sarà visto inizialmente con grande favore anche all'interno dell'ordine, perché naturalmente questo fatto viene come dire, considerato come in qualche modo una deviazione rispetto al compito originale dell'ordine domenicano. Cioè, proprio perché l'idea di Domingo de Guzman non è di creare dei giudici, diremmo, inquirenti, ma di creare, di istituire, di formare degli esperti di teologia dediti alla predicazione e al contrasto con la parola delle posizioni degli eretici. Quindi in questo senso è il primo, come dire, il primo cambiamento di pelle che ha l'ordine rispetto a quello che era stato immaginato da Diego de Afebes e da Domingo de Guzman. Non so se ho risposto. Benissimo. Io parliamo dei casi specifici. Savonarola, possiamo parlare pure di Giordano Bruno e l'affare Ridolfi. Parliamo di 3 casi specifici. Allora, casi specifici, teniamo conto che sono casi molto diversi, no? Noi appunto nel libro parlo di Savonarola e di Ridolfi, ma non parlo per scelta di Giordano Bruno, perché questo avrebbe significato... non c'è nell'indice, però... No, ma lo dico, credo, anche nell'introduzione. Non c'è perché avrebbe significato sostanzialmente scrivere un capitolo che avrebbe sforato il numero di pagine consentito. E quindi ho preferito, diciamo, non approfondire anche quello, perché, ripeto, è una questione nella questione. Il punto, naturalmente, qual è? Savonarola appartiene a un determinato momento storico, che è quello della fine del XV secolo, con le guerre d'Italia e il vero e proprio sconvolgimento psicologico, oggi diremmo, una parola che non amo molto, ma insomma va di moda, emotivo, oltre che politico e sociale, rappresentato dalle guerre d'Italia, no?
improvvisamente tutte le certezze politiche, sociali e religiose franano e questo genera un senso di profonda incertezza e paura. In questo collasso, in cui anche appunto il regime dei Medici viene travolto, emerge questa singolare figura di frate predicatore, tra l'altro originario di Ferrara, fiorentino, che con la sua oratoria, con la sua, come dire, capacità, anche con la capacità di convinzione e con un'attività intensamente, diremmo, profetica, cioè lui fa il profeta disarmato, usando un'espressione che si usa di solito per altri personaggi. Con questa visione profetica mostra, no, alla città di Firenze, che è particolarmente in balia di queste trasformazioni, questi cambiamenti drammatici, perché le guerre d'Italia sono una cosa drammatica, no? Per noi la guerra è una cosa che leggiamo sui giornali, vediamo al telegiornale le bombe che cadono, così diciamo, il problema è risolto, ma in realtà la guerra è una questione molto, molto seria oggi come lo era 500 anni fa. E in questo clima in cui la personalità di Savonarola riesce a calamitare grandi consensi all'interno della città di Firenze, addirittura riesce a come dire, influenzare il governo della città, una città che appunto ha cacciato i medici, una città che è alla ricerca diremmo, di un baricentro politico, culturale e religioso e lo trova per un tempo molto limitato in questa figura, in questo frate. Naturalmente le trasformazioni così appunto tanto tumultuose, la predicazione profetica e anche per certi versi esaltata di Savonarola, pensiamo, no, a queste processioni che attraversano la città, la distruzione di oggetti simbolo di lusso e vanità, questi gruppi di ragazzi che vanno in giro a castigare le donne vestite in modo lussuoso o discinto, eccetera, eccetera. Cioè poi, insomma, l'ambiente è tutt'altro, secondo me, che un ambiente liberale e tollerante. No? Noi amiamo sempre, no, così, immaginarci questo passato così molto bello e confortevole, ma non lo era né nell'uno né nell'altro caso, intendiamoci. No? Ma tutto questo frana allorché, come dire, le profezie di Savonarola, soprattutto sul re di Francia, Carlo VIII come il nuovo Ciro che doveva liberare un imperatore persiano, che lì avrebbe dovuto liberare i fiorentini dalla schiavitù, così come Ciro aveva liberato gli ebrei dalla prigionia in Persia, frana gli avversari di questa sorta di teocrazia, perché appunto sempre per fare dei paragoni un po' complicati con la realtà, dobbiamo immaginare Savonarola molto più simile al capo del Consiglio teologico della Repubblica Islamica dell'Iran, cioè un teocrate, non era un leader democratico, ma era una figura religiosa che ispirava un potere politico. Quindi l'Iran di Khamenei è molto più simile alla Firenze di Savonarola di quanto noi possiamo immaginare, ovviamente cambiando tutto ciò che ha cambiato. Tutto questo frana allorché appunto le sue profezie cominciano a cadere una dietro l'altra, a non avverarsi, diciamo meglio, addirittura c'è la vicenda clamorosa poi di questa specie di giudizio di Dio per cui viene Savonarola sfidato a camminare sulle braccia ardenti per dimostrare che Dio è con lui, e lui non manda un'altra persona, la quale fallisce miseramente, questo poi crea l'occasione per un colpo di Stato oligarchico, che poi vuol dire semplicemente contro Savonarola, insomma, erano oligarchi un po' tutti, ma insomma, diciamo così, la fazione avversa, e Savonarola viene consegnato poi a chi? Viene consegnato all'autorità ecclesiastica, sarà poi il Papa Alessandro VI a ordinarne un processo abbastanza sommario e infine l'esecuzione mediante rogo in Piazza della Signoria. Quindi è una parabola molto interessante che è rappresentativa solo in parte dell'identità francescana, scusate, domenicana.
Teniamo presente, fra l'altro, che Savonarola ancora oggi ha in corso un processo di beatificazione da parte su istanza dell'ordine domenicano, che poi col passare dei secoli è stato in qualche modo, come dire, depurato degli aspetti politici e si è notato che i suoi scritti religiosi sono del tutto privi di posizioni ereticali. Infatti lui non viene giustiziato, cioè viene giustiziato con la pena degli eretici, ma di fatto non si trova un capo d'accusa di natura ereticale, se non il fatto che aveva preso a male parole il Papa Alessandro VI Borgia, denunciandone la corruzione, eccetera, eccetera. Quindi anche in questo è un caso veramente di straordinario interesse. Passando poi oltre, il caso di Giordano Bruno è un caso in parte diverso. Qui siamo in piena, diciamo, siamo alla fine del Cinquecento e c'è questa figura di Giordano Bruno, frate nolano, che studia tra l'Italia e la Francia e che finisce sul rogo, in questo caso per le sue posizioni filosofiche, considerate contrarie. A questo punto dobbiamo tener conto che si è sviluppata l'idea di eresia come eresia dottrinaria, cioè la Chiesa che prima faceva bruciare come eretici semplicemente coloro che non si sottomettevano, con il Cinquecento, soprattutto col trauma della riforma protestante, il Concilio di Trento, eccetera, nasce quella che si chiama l'eresia dottrinale, cioè il fatto che se io sostengo determinate posizioni filosofiche e teologiche in contrasto con quanto ha stabilito la Chiesa cattolica, divento un eretico. Ok? Quindi diremmo noi è il processo per idee, non solo per comportamenti. E Giordano Bruno è uno di coloro che incappano in questa durissima accusa, per cui viene poi perseguitato dall'Inquisizione e alla fine giustiziato, come sappiamo, con rogo in Campo dei Fiori nell'anno 1600. Terzo e ultimo caso, ancora più diverso, è quello che io ho molto studiato, il caso del generale Niccolò Ridolfi, che a un certo punto nel 1642 viene deposto bruscamente dal Papa Urbano VIII, perché dietro ci sono tutta una serie di intrallazzi politici che puntano a mettere al suo posto il fratello del potente cardinale Mazzarino, che in quel momento era il ministro favorito del re di Francia, diciamo, era l'uomo forte del regno di Francia. Michele Mazzarino era un frate domenicano molto influente, c'è appunto per disegni politici un po' scombiccherati di Antonio Barberini, che era il cardinale protettore dell'ordine, c'è l'idea appunto di fare questa operazione che inaspettatamente incontra una forte opposizione dentro e fuori l'ordine. Fuori l'ordine da parte della corona spagnola e dentro l'ordine da numerose province che appunto vedono questo atto come una scelta insensata. Teniamo fra l'altro conto che Niccolò Ridolfi era stato fino ad allora un fedele, diciamo, della corte di Barberiniana, quindi diciamo, non aveva neanche, non c'erano motivi particolari per farlo fuori. Da questa vicenda scaturisce un caso più unico che raro nel Seicento, è quello di un piccolo scisma, perché accade che in risposta a questa si arriva appunto all'arresto, alla deposizione, si viene convocato un capitolo generale dell'ordine a Genova che elegge un nuovo generale, che sarebbe appunto Mazzarino, ma che non viene riconosciuto da una parte dell'ordine, che elegge a sua volta un terzo generale. Quindi ci troviamo tra il 1642 e il 1643-44 che l'ordine domenicano è diviso, presta obbedienza a tre generali, una situazione che non si verifica dal Medioevo praticamente. E questa vicenda è particolarmente interessante, adesso non voglio tediare gli ascoltatori con i particolari, è estremamente significativa delle tensioni politiche dell'Europa del Seicento, siamo nel pieno della guerra dei 30 anni, di una certa, come dire, faciloneria dei nipoti di Papa Urbano VIII, soprattutto Antonio Barberini, e del fatto che un ordine religioso così importante, perché teniamo conto che nel Seicento i domenicani erano presenti non solo in Italia, in tutta Europa
in America, in Asia, cioè era uno di quegli ordini globali, come si usa dire adesso, la cui ramificazione, il cui ruolo sociale, politico, culturale, religioso era assolutamente pari a quello dei gesuiti. E quindi questa vicenda è il sintomo di una serie di problemi che scoppiano a Roma, che avranno ripercussione poi in altre parti del globo e che poi appunto saranno all'origine di tutte le traversie dei diversi ordini religiosi durante l'epoca del giurisdizionalismo cosiddetto del 6 e 700. Grazie. Grazie. Ci sta tempo per altre due domande. Farei l'attività missionaria e anche poi una parte che mi interessa particolarmente nella bufera dell'età rivoluzionaria napoleonica e poi i domenicani oggi, oppure post Concilio Vaticano II. Quindi, insomma, Allora, per quanto riguarda l'attività missionaria, ho già accennato, siamo di fronte a un ordine che sin dall'inizio partecipa alla evangelizzazione dell'America. A quest'ordine appartiene una figura molto nota, un tempo lo era Bartolomé de las Casas, l'ex encomendero, che è quello che scrive la brevissima relazione della distruzione delle Indie, in cui accusa i conquistadores di tutte le note malefatte. Peraltro poi Bartolomeo Las Casas è quello che dice per tutelare gli indiani dobbiamo importare schiavi neri dall'Africa, sempre perché appunto le contraddizioni del passato sono estremamente evidenti se noi andiamo a studiarlo per bene, quindi questa idealizzazione è sempre fuori di luogo. E la partecipazione dei domenicani alla evangelizzazione non solo dell'America centro-meridionale, ma anche dell'Asia, soprattutto delle Filippine. I domenicani sono uno dei tre ordini che nelle Filippine hanno un ruolo centrale di conversione. Si spingono in Cina, si spingono in Giappone, rappresentano proprio, come dicevo prima, uno dei grandi ordini globali, la cui attività poi raggiunge anche le coste dell'Africa, il Sudafrica. Come dire, è una vicenda, quella che si dipana fra 5, 6, 700, ma soprattutto nel 5-600, di espansione missionaria dei domenicani che rappresentano in questo caso, come dire, l'anima più, diciamo così, ortodossa a questo punto della chiesa missionaria. Cioè, a differenza dei gesuiti, che non fossero ortodossi, ma che erano più sperimentali nelle attività missionarie, domenicani, soprattutto i tre ordini mendicanti, domenicani, francescani e agostiniani, sono molto più tradizionali nel loro modo di predicare e anche di imporre il cristianesimo fuori dall'Europa. Quindi hanno questa caratteristica di ortodossia, infatti poi i litigi con la Compagnia di Gesù sul modo appunto di predicare e di convertire sono estremamente importanti e durano sostanzialmente dal 500 fino alla fine del 700, quando viene soppressa la Compagnia di Gesù da Papa Clemente XIV. Per quanto riguarda l'altra sua domanda, l'età rivoluzionaria e napoleonica, è un periodo ugualmente, penso, tra i meno studiati e fra i più interessanti, perché è il primo momento in cui non solo l'ordine domenicano, ma tutta le istituzioni della Chiesa cattolica sono travolte dagli avvenimenti, ma travolte vuol dire che subiscono quelle che si chiamano le soppressioni. Vengono chiusi i conventi, i monasteri, vengono spediti a casa i frati e le monache, vengono secolarizzati, vengono incamerati dagli diversi stati rivoluzionari e poi dell'Europa napoleonica i beni della Chiesa e nel caso dei domenicani che beni non ne avevano, gli edifici e i luoghi di culto, no? Vengono espropriati brutalmente, quindi è anche l'epoca in cui pensiamo, no, spariscono o vengono sequestrati e venduti arredi sacri, oggetti, quadri. A Siviglia c'è il Museo di Belle Arti che è fatto sostanzialmente esclusivamente da pezzi, da opere d'arte intendo,
sequestrati e confiscati a tutti i conventi e monasteri della città, quindi finiscono lì, no? È una stagione in cui come dire, l'ordine domenicano arriva al punto quasi di scomparire, come capita in realtà a tutti gli ordini religiosi sotto l'onda di queste soppressioni. Ed è molto interessante come sarà soltanto dopo la fine dell'esperienza napoleonica e sull'onda della cosiddetta restaurazione che poco a poco i domenicani, come altri ordini, riprendono a vivere, certamente in una condizione ormai molto diversa da quella condizione di potere che avevano avuto. L'Inquisizione ormai è stata abolita in tutta Europa, l'ultima sarà proprio la Spagna nella fine degli anni 1837, se non sbaglio, che abolisce definitivamente l'Inquisizione. Ora si tratta in qualche modo di una ricostruzione, ma non è neanche una ricostruzione, perché a ben vedere è una nuova costruzione, quella che c'è nell'età della restaurazione e in tutto il XIX secolo. E in che senso dico una nuova costruzione? Perché quel mondo di antico regime che è andato in frantumi con la rivoluzione francese in età napoleonica non torna in realtà, non torna più. Lo stesso ordine domenicano che aveva goduto, come tutti gli altri ordini religiosi e come tutte le varie chiese nazionali cattoliche, una ampia autonomia rispetto a Roma. Noi siamo abituati a immaginare che la Chiesa del 1816 o del 1780 o del 1690 fosse quella di oggi, una Chiesa piramidale, verticistica. Assolutamente no. Era una Chiesa che riconosceva naturalmente nel Papa la suprema autorità religiosa e anche nel caso della penisola italiana un ruolo giuridico sicuramente fondamentale. Ma poi sul piano concreto della pratica, ogni Stato europeo, la monarchia francese, quella spagnola, il Sacro Romano Impero, eccetera, eccetera, aveva molta più voce in capitolo rispetto alle istituzioni ecclesiastiche di Roma stessa. Ora invece accade un rovesciamento, proprio come dire, lo scardinamento del sistema dell'antico regime operato dalla Rivoluzione francese genera che cosa? Genera il fatto che il Papa di Roma, che era questo signore ormai senza potere, no? Perché i francesi lo sbattono di qua e di là, lo imprigionano a un certo punto Napoleone, no? Diventa l'unico, in qualche modo, punto di riferimento non solo religioso che già era, ma anche, diremmo, giuridico-formale, effettivamente riconosciuto e riconoscibile in tutto il mondo cattolico. Cioè, se prima i grandi ordini religiosi non guardavano al Papa, guardavano al loro generale, guardavano ai loro vertici provinciali, guardavano ai sovrani, ai principi, alle città in cui si trovavano. Adesso, con il XIX secolo, che non c'è più nulla di quello che era stato prima. L'antico regime è morto in un certo senso. Quelle strutture politiche sono sparite, è sparito anche il potere economico della Chiesa in molti casi, e allora proprio il Roma e il Papa in particolare diventano il motore sostanzialmente involontario di quel processo di vera e propria centralizzazione che si ha nel corso del XIX secolo. Cioè la centralizzazione della Chiesa è un processo molto più recente di quanto noi crediamo. No? I papi medievali del Rinascimento, dell'età moderna, eccetera, 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 hanno molto meno a che vedere con l'attuale o gli attuali papi del Novecento, con il quale soltanto quelli ottocenteschi possono essere in qualche modo, sono i veri precorritori, diciamo così. Quelli ottocenteschi sono i precorritori dei papi, no, del XX secolo, non solo da un punto di vista cronologico, ma anche da un punto di vista proprio di percezione e di ruolo politico, istituzionale e giuridico-canonico. Ed è appunto con il XIX secolo appunto che Roma comincia lentamente questo processo in cui riprende le redini di una Chiesa che era stata estremamente frammentata, tanto che diversi studiosi, tra i quali mi pongo modestamente anch'io,
parlano per l'antico regime più che di una Chiesa cattolica o di un cattolicesimo, riteniamo che si debba parlare di cattolicesimi al plurale, fino alla Rivoluzione francese perlomeno, forse anche dopo. Insomma, diciamo, sicuramente l'antico regime è caratterizzato da una pluralità anche all'interno del cattolicesimo estremamente significativa e marcata. L'ultima domanda che mi ha fatto riguarda il Concilio Vaticano II, se non erro. Il Concilio Vaticano II. Allora, lo scenario qua è ancora, come dire, ulteriormente cambiato, perché nel corso del Novecento sappiamo che ormai l'Ordine dei Frati Predicatori ha una, come dire, in grossa parte svolge due attività. Una è quella dell'insegnamento teologico, che si svolge anche nelle università, laddove si studia teologia all'università, e l'altra è questo ruolo di consulenza barra azione nella custodia della fede. Questo vedrà appunto diversi casi in cui proprio nella seconda metà del Novecento avremo situazioni, ma anche già nel XIX secolo, si verificano situazioni in cui ci sono dei domenicani che lavorano per quello che adesso si chiama il Sant'Uffizio e che per fortuna non è più in grado di giustiziare nessuno, però è in grado di proibire, in teoria almeno, la lettura delle opere di autori che vengono messi, così, come si dice, all'indice, no? E quindi ci sono vari casi in cui abbiamo cardinali, inquisitori, cioè membri del Sant'Uffizio, provenienti dall'ordine domenicano o consultori domenicani, che processano altri domenicani, no? Questo è un classico. Per le loro posizioni teologiche, pensiamo a figure come Yves-Marie Congar, che poi fu fatto successivamente, ma molto tardi, negli anni 90, cardinale da Giovanni Paolo II, no? E che era stato processato dal Sant'Uffizio negli anni 50 del Novecento. Quindi parliamo di figure, e il caso di Congar è quella forse una di quelle di maggiore spicco, di cui poi, la cui ragioni sono state poi riconosciute per fortuna quando erano ancora in vita, ma che appunto nel corso dei loro anni più fiorenti subirono diverse sgradevoli ed estremamente pesanti condanne da parte dell'ala, chiamiamola più retriva, teologicamente parlando, dell'ordine domenicano e della Chiesa cattolica. È interessante notare che poi queste figure saranno anche invece chiamate nel corso del Concilio Vaticano II, Congar e Chenou, come dire, a fare da consulenti per il concilio. E infatti abbiamo poi altre figure come il cardinale Brown, oppure il maestro generale Fernandez Alonso, che erano membri appunto della commissione conciliare per la dottrina della fede, e furono appunto tra coloro che riuscirono a dare come dire, a partecipare attivamente anche sulle questioni della collegialità dei vescovi, come dire, a dare, come dire, un contributo in qualche modo positivo. Vi sono anche appunto varie altre figure, appunto già citato Congar, ma Chenou, e sono tutte, come dire, personaggi che connotano come lo snodo del Concilio Vaticano II fu di grande impatto anche per l'ordine domenicano. Non a caso, quando poi nel 1964 Papa Paolo VI abolisce l'indice dei libri proibiti, che era nato nel 500, quindi dopo 4 secoli, abolisce l'indice dei libri proibiti, congregazione di cui i domenicani avevano retto tradizionalmente il ruolo di segretario, era un ruolo chiave di questa congregazione, e trasforma la congregazione del Sant'Uffizio in congregazione per la dottrina della fede. Cioè, quindi, in qualche modo, tutto questo passato di gelosa custodia dell'ortodossia attribuito ai domenicani comincia
lentamente, peraltro forse anche troppo lentamente, troppo tardi, a essere messo in soffitta. I domenicani, infatti, vivranno, come tutti gli altri ordini religiosi, l'età post-conciliare come un'età di grande rinnovamento, di crisi sicuramente, sofferta, ma anche di rinnovamento. Non a caso concludo il libro con l'esempio di quel provinciale del Sudafrica, di cui bisogna ricordare sempre il nome, Timothy, no, non Radcliffe, Albert Nolan, che nel 1983 rifiuta l'elezione a maestro generale dell'ordine perché dice: sono impegnato nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica, queste cose ormai non hanno più senso, appunto le cariche dell'ordine eccetera, bisogna che la Chiesa sia presente laddove la gente, il popolo cristiano ha bisogno, e quindi mi interessa di più portare il Vangelo nel popolo, tra la popolazione sudafricana vittima dell'apartheid, cioè di questa vera e propria segregazione razziale che allora vigeva nel Sudafrica da parte dei bianchi nei confronti del 90% della popolazione che era di colore, che è di colore. Quindi viviamo un cambiamento, come dire, a sua volta epocale. Questo è un risultato a cui molto difficilmente si sarebbe arrivati in altre epoche. Cioè un risultato, sono delle idee più che un risultato. Quindi, in conclusione, vediamo che chi avrà la pazienza di leggere il mio libretto, l'ordine domenicano ha cambiato pelle in vari modi, spesso anche conflittuali e drammatici, più volte nel corso della sua lunga storia. No? In 800 anni non è rimasto sempre lo stesso. Questa è un'idea che noi abbiamo e che è molto consolatoria, no? Che i francescani siano sempre stati quella cosa lì, che i domenicani siano sempre stati quella cosa lì, ma questo lo possiamo applicare anche a qualunque altra realtà e consorzio umano, che siano partiti politici, ideologie, eccetera, eccetera. Il cambiamento fa parte della nostra umanità. Noi ovviamente lo percepiamo molto lentamente perché non viviamo 800 anni, quindi non ce ne accorgiamo, ma dobbiamo essere, almeno chi è un professionista del passato, attenti a cosa voglia dire studiare il passato. Quindi badare a che queste immagini di una presunta eterna immobilità del passato non sono delle costruzioni, sono delle costruzioni ideologiche, culturali, estremamente, come dire, confortanti per chi lo desidera, ma da un punto di vista scientifico e storico del tutto infondate. Grazie, siamo arrivati alla fine, abbiamo parlato del libro di Massimo Carlo Giannini, I Domenicani, una passeggiata attraverso 800 anni di storia. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Buonasera. Grazie mille.